chitarre anche vanno provate perché non sono mai uguali, perché i legni cambiano sempre, quindi non è mai lo stesso pezzo di legno, un pezzo di legno può cambiare proprio tutto lo strumento. Scelsi quella che più mi si confaceva e la presi. Siccome sono stato sempre un po' appassionato alla musica napoletana, poi mi è sempre piaciuto molto Pino Daniele. Prima usavo un Ibanez, però questa Gibson aveva un suono spettacolare, bellissimo.